siamo nel 1986, fine anno, e in manco di 3 anni si è passato 3 tipi di regime. Quindi non era facile inizialmente inserirsi perché era in capovolgimenti e cambiamenti continui. Il primo impatto è un disastro, freddo, neve, glace dappertutto, le lenghe, all'era veramente un disastro. Come lavoro nessun problema perché è sempre stato il mio lavoro che non mi ha fatto paura. Come le persone che sono qua sono diffidenti, no? Prima ti cialin di stram, non ti cialin, non ti saluti, come che sei in lavoro un mese che sei in casa, ormai non spagnolo. E sì, perché si dice, non è che si scugna. In Italia, in questa benedetta crisi, cioè, cose adeguate e le robe che mangia di più le fa meno. Tu vas a casa, voglio delle femmine, fiori, gli amici. Io sono convinto di un'emigrazione di fase di produzione, dove la fase di produzione iniziale è giusto che si tagli il bosco in foresta, ecco, ma il resto poi deve essere finito nel paese d'origine che dà quel tocco, È che voi siete nella vita dei fantasisti. Voi riuscite dal niente a fare un'opera d'arte. Kiev non è Ucraina, Kiev è un pianeta a sé stante. Qui l'economia è falsa, è pompata. 50-60 km fuori di Kiev tu c'hai la Russia di prima. C'hai dome Ziguli, e non tu c'hai poi macchine BMW o roba del genere, tu c'hai la in pure, la in che vive in tutte baracche. Loro non avevano nessun rapporto e nessuna notizia di cercare di noi. Perché la loro televisione mostrava il nome, i scioperi che facevano, gli atti di terrorismo. Quindi, con che noi siamo minuschi, loro dicevano us vincla mas perché effettivamente si incontents di judaus. Quando che sono arrivati in Romania, specialmente a Greci, parte di loro che lavoravano la terra hanno dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana. Soltanto se avevi un nome italiano venivi percepito come un potenziale nemico del regime, dello Stato, cioè del popolo rumeno. Non sono venuti da Toscana, non da Genova, no, di qua da Friuli perché erano vicini e così sono arrivati qua. 1850-1900. Sono nato in Italia, a San Tommaso, comune di Maian, il 25 di novembre 1914. Sfiles dappertutto, ti danno un quarto di pane, 150 grammi, 200 grammi. Del resto è tutto in file, tutto in file. Sono venuti qui tante famiglie perché erano specializzate sui scarpellini, lavoravano la pietra qui. Sono venute in carriola. Far rigine, a far dighe, per trasportare le legne dal bosco, tutto lavorare di bosco. Questi erano i udinesi. De Ponteba sono stati, da Clauti, sai quelli? Dove è Clauti? Barciș, fare fluttuazioni sull'acqua. Le legne 45 km sono portate sotto sull'acqua. Si innamora di Budapest e non si fa il Danubio e quindi vedo ad esempio Budapest la sera è una roba incantevole, ha un bel posto, dove si sta veramente bene. Ecco, c'è calmante di chi non gli arriva, la montagna, o se ne sotto a Pontebe, quindi mi mangio la montagna, il sciacca e le altri,
e un'altra roba calmante è il mare. Siamo dei friulani, abbiamo in giro per il mondo delle comunità friulane, le vogliamo mantenere le comunità friulane, però siamo soprattutto un popolo aperto e questo è quello che ha sempre contraddistinto la mia formazione, quella che ho ricevuto dalla mia famiglia e quella che in qualche maniera la voglio e continuo a portarla anche all'estero.